Ma come succede spesso ogni anno nella giornata azzurra in Veneto, oltre a una organizzazione perfetta del comitato regionale, e anche grazie al nostro RTT Zanatta e a tutte le componenti, dalla formazione CNA alla preparazione fisica, al mini basket, agli arbitri, è chiaro che è una regione che ha sempre dato negli anni grandi prospetti fisici e ne testimonia anche quest'anno con l'annata 2003 e anche 2002 con giocatori con delle buone prospettive. Adesso faccio il clinic integrato, su che cosa lavorerete? Qual è il vostro obiettivo? Ma si lavorerà nel riuscire a far capire agli allenatori che senza i fondamentali non si può giocare, che qualsiasi cosa si fa in attacco è imprescindibile dall'uso dei fondamentali, e l'obiettivo è quello di dare una mano ai giovani allenatori a far capire di come si può lavorare con i fondamentali introducendoli nel gioco per aiutare il giocatore all'aspetto cognitivo e poi alla tecnica. Sì, allora come sempre clinic integrato mini basket e basket, che fa sì che gli allenatori e gli istruttori possano vedere il modello di integrazione, quindi l'idea che il basket ha bisogno di ragazzi che facciano mini basket in un determinato modo per essere sempre più appropriati alla pallacanestro. Oggi affrontiamo un tema un po' particolare perché parliamo di funzioni cognitive e funzioni esecutive, quindi cerchiamo di innalzare un pochino di più l'attenzione su quelle anche degli allenatori che sono fuori, su quelli che sono i prerequisiti importanti su cui dovrebbero lavorare i bambini di mini basket. Come al solito ci aspettiamo qui in Veneto tanta presenza, tanta attenzione, perché il Veneto è sempre molto sensibile alle attività che noi proponiamo e sempre molto sensibile ovviamente all'attività di mini basket.